Grazie. Questa proposta di risoluzione, che mellus eusa zerriai pendenti l'integrativo a esaudizioni della prima commissione, poi tagesti una forma di alladiamento, del domandamento dei parrisi, hanno un senso più ampio, orienta la mirata sua a un panorama a mano, vasto e lato, in una direzione a suo statuto, che è la Costituzione del nostro Sardus, in un'altra a sala statutaria, che è una regola al funzionamento interno delle istituzioni nostre, a una anelito indirizzato a questa semplificazione normativa e a efficientamento dei normas e a una riforma dei enti locali. Funti due direzioni ben differenti. In una noi definiamo commenti sionausu isa regolas internas e usanai commenti si muoveu in domu nostra. In s'altra narausu che li punti l'accanas e i sconfinisi, intre nosu e su Stato, in uie che accabba sa soverania nostra, su potere nostro, e in uie che commenza questo del suo Stato. Questo secondo è questo argomento centrale, secondo me, dell'autonomia. Questo è il sucoro dell'autodeterminazione dei sardus e del concetto e tutto di sovrania, del su quale nosu, come gruppo, è oppicato su nomini. Il suo statuto deve essere autodefinizioni dei sardus come popolo o come nazioni. E stanai ita nosu creeus di essi, ita nosu oleus essi, ita aspiraus di essi. In suo statuto deve essere scritto che punti i valori fondanti di questa nazione nostra, di questa che nosu creeus essere una nazione. In suo statuto dove è scritto che punti il rapporto intra nosu e su Stato italiano e che punti l'acanasa del suo potere legislativo, finza accanto nosu poteu fare leisi e da che punto ai nantisi è su Stato che invece si comanda. Nosu creeus che in questa stagione, questa che siamo viventi, sa scrittura noa del suo statuto sia al suo punto centrale. E sa regione possa che nosu dobbiamo combatti con tutta questa forza che teneus. E dobbiamo fare intendi sa voce nostra, canto più usata possibile. Nosu creeus che in questa stagione si debba affermare sul concetto della nazione sarda, a su manco in suo sentito culturale, identitario, linguistico e storico, a su manco, che noi in curso statali. Creeus che si debba affermare questa autonomia scolastica e che questa regola debba essere posta in suo statuto in maniera più chiara. Creeus che si debba affermare questa dimensione linguistica propria della Sardegna. Commenti già i organismi internazionali hanno fatto, poiché questa lingua è una delle regioni più forti di tutela della autonomia. Da nostra Assemblea Generale del Sono, da le convenzioni del suo Consiglio d'Europa, da le riunioni del SOCE, da le conferenze generali dell'UNESCO e da le risoluzioni dell'Unione Europea. E noi forse non dobbiamo ancora. E adesso è ora che dobbiamo. Dobbiamo dare forza all'autonomia fiscale, perché sia un nosu garantisi dei spazi tra noi e su Stato. E noi altri. E dobbiamo dare gamba sul progetto dell'Agenzia Sarda dei Intradas, che è un progetto nostro. E dobbiamo ottenere competenze più forti e dobbiamo scrivere in lettera chiara in suo statuto in materia di ambiente e di energia. Poiché questa terra nostra non è questa terra italiana.
I venti su che diranno in noi non funti i venti su che diranno in Italia, i risorse che danno a su terra non funti proprio che danno gli italiani. Custa a riforma, custa di suo statuto, isatrapuro, ma custa prima di tutto, ed vai subito. E c'è subito da definire un percorso e un tabellino da marcia, subito. Poi sta subito. Potete a regioni, sì. Poi c'è stato un referendum sul 2012 che ha domandato siete favorevoli alla riscrittura dello statuto per mezzo di un'assemblea costituente, su 95% dei sardi santinau eia. Su statuto del PD si dovrà scrivere di no, su 95% dei sardi. Poi c'è un'indagine pubblicata di questo che esti oi assessori ai riformas, che narra che più del 70% dei sardi vogliono ai poteri a su consiglio regionali e che i sardi vogliono che i poteri siano riconosciuti in suo statuto. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Meloni, ne ha facoltà.